precarietà. Allora, eccoci qua, appunto, ha citato un termine che era interessante, se vuole riprendere un po' il discorso, precarietà per chi lavora, per chi dà lavoro in un sistema Italia di aleatorietà, non c'è nulla di certo. Qual è la problematica? La mia posizione secondo me è molto semplice. Io, se conduco un'azienda, devo avere anche delle prospettive di certezza di certe cose, e invece noi viviamo in uno stato che di certezza non abbiamo niente. Non abbiamo niente dalla certezza dei costi. Se io rinnovo un contratto adesso, non so se il prossimo anno, anche se dura 3 anni, il costo sia sempre quello, perché ci sono cavilli sempre che si aggiungono o si perdono. Ma voi fate delle assunzioni a tempo indeterminato oppure no? Allora, la mia azienda, io assumo a tempo indeterminato, perché come ho ripetuto prima, l'investimento se lo faccio sulla persona. Non lo faccio sulla macchina, la macchina la cambio, ma è la persona che mi porta avanti. Ma per fare una cosa del genere devo programmarla, ma devo avere la certezza anche che la situazione sia sempre uguale. Invece qua cambiamo governo ogni 6 mesi, va su un governo e butta via quello che ha fatto l'altro governo, non perché non sia buono, ma perché per principio bisogna cambiare. Un'azienda deve andare avanti sempre mirata, deve avere dei programmi molto lunghi. Dobbiamo avere delle certezze che noi non abbiamo. Si parlava anche della questione delle pensioni, che è un altro tema, perché adesso con l'aspettativa di vita che si allunga, chi c'è nel mondo del lavoro comunque vorrebbe restarci fino alla fine, perché è costretto a farlo, altrimenti se non matura il minimo pensionistico, che è lontanissimo. Ma le pensioni si affaccia sempre al discorso della precarietà, perché se da un lato l'INPS deve fare i conti con le aspettative di vita che cambiano, però le aziende non possono essere in balia delle aspettative di vita. Un'azienda che programma un turnover per dei dipendenti professionalizzati che hanno bisogno di anni per essere formati, e nel momento in cui sono vicini alla pensione non può avere una data incerta che di mese in mese può slittare di 6. Qualche anno fa con la Fornero abbiamo fatto slittare addirittura di 2 o 3 anni, quindi l'azienda che si era preparata per un certo turnover si trova ad avere la persona in carico per altri 3 anni, e se è stata oculata avere il doppio personale per 3 anni, oppure l'azienda non oculata che non ha programmato il suo cambio di personale si troverà scoperta. Cioè, sono cose che, viste dal punto di vista dell'imprenditore, la mancanza di certezze, la mancanza di pianificazione sono turbative enormi, che poi alla fine tutto si traduce poi in costi. Quando l'azienda subisce dei costi esce di mercato, e quando andiamo a lamentarci perché l'Italia in tutti i settori, che sia la produzione, che sia il turismo o quant'altro, è scarsamente competitiva, i motivi sono quelli: una carenza di gravami sulle aziende, di costi che dovrebbero essere invece pensati. Aggiungo poi questo perché se no magari mi sfugge. Sì. Noi dobbiamo guardare sia alle cose negative e alle cose positive. Questo piccolo fuoco, speriamo che si alimenti di maggior lavoro, è anche dovuto a un maggior interesse per il Made in Italy. Questo Made in Italy, su cui tanti hanno sputato per anni, lo hanno deturpato, lo hanno svilito, lo hanno annacquato, però tutto sommato, per grazia divina, perché il Padre Eterno ogni tanto guarda giù, ha ancora un valore nel mondo. Questo valore in questo momento per le GRIF e per quelli che sono riusciti, stranieri, che sono riusciti effettivamente a fare un prodotto di qualità, è premiante. Abbiamo ancora uno spazio in questo settore qui. Se riusciamo questo Made in Italy a proteggerlo in modo più efficace, cioè ridurre la contraffazione, ridurre l'importazione all'estero, le semilavorazioni, tutto quello che grava, abbiamo ancora, non dico delle praterie, ma degli spazi ampi a cui attingere senza costo, solo proteggendo il vero Made in Italy. Io lavoro da anni con Confindustria non solo per il Made in Italy ma anche per il Made in. Purtroppo sono anni che ne parliamo, anni che ci sforziamo, continua a essere procrastinato, continuiamo, ma diciamo è lì che noi dobbiamo arrivare, perché è l'unica chance che ci si apre di fronte, perché sarà difficile che un governo in Italia riesca a ridurre. Abbiamo licenziato 12 commissari per la spending review e non credo che sarà il 13° che arriverà, ma il discorso della protezione del marchio è una cosa che invece è ancora l'unica, a mio avviso, porta aperta perché in Italia ritorni effettivamente, perché se vogliamo dire che il reshoring è solo per fare chiacchiere, possiamo farlo. Se vogliamo effettivamente che ci sia non tanto il ritorno di una grandissima produzione, perché le grandi quantità in Italia non si possono più fare, ma la piccola e media quantità deve essere fatta in Italia perché protetta da un effettivo marchio di riconoscimento.
Chiaro. E questo è il futuro. Rispetto a quello che dice lui, teniamo presente che un dato ci dice che le PMI e gli artigiani, cioè quelle industrie che non superano i 50 unità di produzione al loro interno, hanno il 93% in Italia. Noi rappresentiamo con le piccole e medie industrie fino a 50 dipendenti il 93% del manifatturiero in Italia. Non solamente noi del tessile e abbigliamento, ma in generale. Quindi dobbiamo credere a queste cose, dobbiamo credere a queste aziende. Il 93% dovrebbe comandare, invece chi comanda è quel 7% di grandi aziende che non producono neanche in Italia. E lì ci sono forse interessi, questo, esatto, ma questo devo capire il governo. Chi produce e chi fa il manifatturiero in Italia sono il 93%. Ma allora forse torniamo al discorso del messaggio che è arrivato prima. Il messaggio, quello lì è vero. Cioè, pienamente d'accordo. Made in Italy è una mezza truffa, basta che un prodotto fatto all'estero e modificato in Italia per metterci il marchio, giusto? Sì, una certa quantità di lavoro fatto in Italia dà il permesso di prendere un Made in Italy. Questo non è una cosa corretta. No. E fra le altre cose, chi è più interessato al Made in Italy è oramai il cliente estero. Il cliente estero cerca un prodotto Made in Italy, mentre noi italiani abbiamo perso un po' anche l'interesse per un Made in Italy. E anche la fiducia. E anche la fiducia. In realtà noi possiamo trovare anche dei clienti cinesi che non vogliono nemmeno la borsa o il capo o l'abito fatto Made in China, ma lo vogliono Made in Italy. È fatto da italiani con certificazione. Con certificazione. No, dai cinesi. I cinesi in Italia. Trova ancora un suo spazio all'estero. E visto che i nostri committenti principali sono comunque committenti esteri, perché hanno capito per primi forse che il Made in Italy è ancora un brand che paga. Ma abbiamo lo Stato che non lo recepisce, è lo Stato che non ci crede a queste cose. Fanno solamente chiacchiere e basta, non capiscono il valore che abbiamo. Abbiamo le aziende francesi che investono, vengono a comprare le nostre aziende per il Made in Italy e i nostri non ci credono. Ma sarà mai possibile una cosa del genere? A vedere se è crederci oppure se c'è, come lei diceva, qualcos'altro sotto, come voi dicevate, che c'è qualcosa che ci sono anche degli esempi un po', da un certo punto di vista, anche abbastanza ridicoli, cioè il 50% delle partite IVA in Italia, nel senso generico, non ha dipendenti. Ok? Se io ho una piccola attività senza dipendenti, ho il mio laboratorio, che ne so, ho il mio bagno, ho le cose che servono a me. Se domani mattina io dovessi assumere, che ne so, la moglie, quindi non vado neanche a pensare a un dipendente esterno, in automatico io devo realizzare un secondo bagno, perché non possiamo avere un bagno unico. Poi magari ritorniamo a casa assieme in macchina e a casa nostra abbiamo un bagno solo. Sì. Sono quelle cose, vabbè, incongruenze di vario genere. Sì, ma burocrazia. Allora, e così si potrebbe continuare per delle ore. Continueremo su questo. È un metodo per evitare che litighino marito e moglie, no? Quindi uno non l'assume, così almeno la famiglia è salvata. Esatto. Certo. Magari avremo anche un incontro con voi e le rappresentanze anche delle istituzioni, quindi della regione, con l'assessore Donazzano a questo punto, ma magari troviamo un momento anche più importante in prima serata, non appena riusciamo a conciliare tutti gli impegni. Intanto io vi ringrazio per aver fatto il punto della situazione, in bocca al lupo a questo punto. Comunque chi è interessato nel settore, chi si occupa di questo settore e sta cercando lavoro, che si rivolga alle associazioni di categoria, perché forse è l'unico sistema, perché effettivamente bisogno di sarti, chi lavora nel tessile, lavorava nei lanifici o quant'altro, insomma possono avere delle opportunità, ed è una notizia molto importante e interessante, forse è l'unico modo per mettere a contatto i due mondi. Buon proseguimento, grazie. Grazie a lei. Grazie.